I giudici della Corte d'Appello di Milano confermano l'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista fu mandante dell'omicidio Sabadin. Autonomia, la CGIL chiede chiarezza, lo Stato, sostiene il sindacato, deve garantire universalità dei diritti e omogeneità delle prestazioni. Freddo eccezionale, danni alle colture, soffrono le api che non portano il nettare all'alveare, azzerata la produzione del miele. Oggi la giornata mondiale della biodiversità, al lavoro i ricercatori di biologia marina dell'Università di Padova, Chioggia un punto di osservazione. Hellas in campo al Bentegodi contro il Pescara, grande attesa tra la tifoseria, tra i gialloblu c'è rinnovata fiducia nel sogno di un ritorno in Serie A. Gentili telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. Nessuna riduzione di pena per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei PAC, i proletari armati per il comunismo, arrestato in gennaio in Bolivia dopo 37 anni di latitanza. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha infatti confermato la condanna all'ergastolo. Per i giudici sarebbe il mandante dell'omicidio nel 1979 del macellaio Lino Sabadin a Santa Maria di Sala nel Veneziano. Elisa Billato, l'apertura. Ergastolo per Cesare Battisti è quanto ha confermato la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Questa è la pena definitiva dunque per l'ex terrorista dei PAC, condannato per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70, tra cui quello di Lino Sabadin, il macellaio di Santa Maria di Sala, freddato da un comando del 1979. Battisti, arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia e riportato subito in Italia, aveva anche dichiarato davanti al procuratore di Milano Francesco Greco di essere responsabile dei 4 omicidi per i quali è stato condannato, ma la sua difesa, rappresentata dal legale Davide Steccanella, aveva comunque richiesto che venisse rispettato l'accordo di estradizione tra Italia e Brasile, cioè di commutare la pena a 30 anni di carcere. Accordo non valido secondo il sostituto procuratore Antonio Lamanna, che la scorsa udienza aveva puntualizzato che non si è trattato di una procedura di estradizione ma di espulsione. Sarà ora la magistratura di sorveglianza a valutare se e quando Cesare Battisti potrà godere dei benefici penitenziari. Il processo alla Banca Popolare di Vicenza. Domani altra udienza molto importante dopo quella della giornata di ieri, che ha visto la presenza inaspettata in aula, nelle vesti di imputato, dell'ex presidente Gianni Zonin. Milva Andriolli. Emerge che nella Banca Popolare di Vicenza ci fossero vari attori che facevano un po' quel che volevano, si è scoperto almeno questo dicono all'interno. Lei ci ha messo del suo per arrivare a questa situazione? Questo processo e la verità emergerà, forse non è come dice lei. Che cosa rimane dell'imprevedibile e fugace trasferta mestrina di Gianni Zonin in aula bunker? Lo show garbato dell'imputato che offre la sua verità, per ora senza un vero contraddittorio. Lui, presidente del consiglio di amministrazione della nona banca italiana, si autoassolve. Non sapeva nulla delle operazioni baciate che porteranno al tracollo della banca. 81 anni, l'imprenditore vitivinicolo, diventato banchiere, ricorda: la sua era la banca cooperativa che con la crisi ha sostenuto le piccole e medie imprese del nord-est quando le altre banche rientravano dei crediti. Agli imprenditori era stato chiesto identico sostegno per aiutare l'istituto di credito, dice Zonin. Perché non chiederlo in assemblea? Silenzio. Con le baciate? Di questo non so nulla, è il mantra. Poi si tentò la fusione della Popolare di Vicenza con Veneto Banca, non andò in porto. Abbiamo corso troppo? Da agricoltori a industriali? Abbiamo dato fastidio a qualcuno? Domande dello stesso Zonin, per ora senza risposte. Piantati però i paletti, il CDA non sapeva nulla, è operativo a tutto spiano lo scaricabarile. Il nome più citato Emanuele Giustini, vice direttore della Popolare di Vicenza, imputato. Stando ai testimoni di ex funzionari della banca, avrebbe fatto tutto lui. Le famose baciate, operazioni per oltre 1 miliardo di euro. Tutto da solo, all'insaputa del CDA? Se la ride Oreste Dominioni, legale di Giustini. Domani però è un altro giorno e un'altra udienza. Verrà a testimoniare quello che doveva traghettare la banca, Francesco Iorio, un nome che fa perdere il sorriso non solo a Zonin. La CGIL regionale ha definito la sua posizione sul tema dell'autonomia del Veneto, rivolgendo una proposta diretta al presidente Zaia. Andrea Rossini e Claudio De Zan. Vediamo. Autonomia differenziata. La CGIL non è pregiudizialmente contraria, ma è necessario definire a monte quali sono i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato garantisce ai cittadini in settori quali salute, lavoro, istruzione e trasporti, a prescindere dalla regione in cui vivono.
Per questo il sindacato fa una proposta al presidente Zaia. Chiediamo che una materia così complessa venga costruita e condivisa nella sede più opportuna, che per noi è quella della conferenza delle Stato-Regioni. E pensiamo che per proporre un percorso più realistico e meno divisivo, lo stesso presidente Zaia dovrebbe farsi promotore di questa proposta. Il sindacato teme un'autonomia che possa incrinare i principi di universalità dei diritti e omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Nella scuola il timore riguarda la natura dei rapporti di lavoro. Non avremo più di riferimento un contratto collettivo nazionale, perché per i nuovi assunti viene ipotizzato un contratto regionale, e questo creerebbe all'interno di una stessa comunità scolastica disparità anche di trattamento. Contrarre la CGIL anche a una regionalizzazione dell'offerta formativa. Un ragazzo che inizia il percorso di studi in Veneto, sostengono, non può essere penalizzato se poi continua in Lombardia. E sempre a riguardo di autonomia del Veneto, dure critiche dal segretario del PD regionale Alessandro Bisato nei confronti del governatore Zaia, che aveva parlato di veneti presi in giro dal Movimento 5 Stelle. Alessia Piovesan, l'intervista. Autonomia. I veneti sono presi in giro, come dice Zaia? Assolutamente sì, ma da Zaia. Perché lui ha sempre messo come primo punto dell'agenda politica l'ottenimento dell'autonomia. Al governo c'è la Lega e c'è il Movimento 5 Stelle, quindi deve parlarne con il capitano, come lo chiamano loro, con Salvini. L'autonomia così com'è non va bene, come dice Di Maio? Che ci siano delle cose da modificare, senza dubbio è vero, ma che il percorso sia impantanato per scelte politiche altrettanto. I miei parlamentari mi dicono che non ne sta discutendo nessuno. Voi l'autonomia la volete? Noi vogliamo un'autonomia che significa applicare un articolo della Costituzione, autonomia amministrativa. Il PD a chi si rivolge per averla allora? Si rivolge a chi ha la possibilità di metterlo all'ordine del giorno. Certamente non il primo ministro che risponde a Salvini e Di Maio. A sto punto io dico a Zaia, se conti qualcosa, fa in modo che entri nel Consiglio dei Ministri. Domenica, lo ricordiamo, le elezioni europee e le amministrative in 321 comuni veneti. In 21 di questi, al di sopra dei 15.000 abitanti, sarà possibile un eventuale ballottaggio previsto per il 9 giugno, qualora nessun candidato ottenesse la maggioranza assoluta dei voti validi. Unico capoluogo al voto è Rovigo, dove sono 7 i pretendenti alla carica di sindaco. Curzio Pettenò. Sotto il municipio incontriamo Rossini, il gatto che tutti conoscono a Rovigo perché gira anche per gli uffici, pure in comune, dove si attende il nuovo sindaco, ben 7 i pretendenti, scontato che servirà poi il ballottaggio. Dopo la traumatica conclusione della passata giunta, centrodestra ricompattato su Monica Gambardella, con 6 liste, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e 3 civiche. Funzionaria regionale della Protezione Civile, non ha trascorsi politici. Neppure Edoardo Gaffeo, docente di economia, candidato sindaco con PD e 2 civiche. Attorno a lui il centro-sinistra si è rimesso assieme dopo anni di divisioni. Silvia Menon, già consigliere comunale d'opposizione, con 3 civiche determinata e si sta spendendo molto per un buon risultato. I 5 Stelle puntano su Mattia Maniezzo, giovane vigile del fuoco, alla sua prima esperienza politica, da tempo segue e frequenta i grillini. Ezio Conchi era vice sindaco, poi cacciato nella passata giunta Bergamin. Si candida con 2 civiche, Cambia Rovigo e Rovigo Futura. Anche Antonio Saccardin è stato assessore, è in lizza con la lista Presenza Cristiana. Marco Venuto, storia politica di destra, è candidato per Casa Pound. Sgaiato la via Rossini verso Palazzo Roverella. Lì, in una mostra, girano modellini di giostre. Chissà come finirà il giro elettorale a Rovigo. Passiamo alla cronaca. Il bus di studenti andato a fuoco ieri nel Rodicino solleva il tema della vetustà dei mezzi pubblici in circolazione e del conseguente aumento dei rischi per i passeggeri. La provincia di Padova ha bandito la prima gara pubblica senza affidamento diretto per scegliere chi gestirà il servizio nei prossimi 10 anni. Alessia Piovesan. Sulla targa sicuramente ce l'hanno la data di immatricolazione di questo mezzo, lì siamo al 99, quindi sono autobus che hanno 20 anni.
652 autobus e 18 tram Bus Italia circolano sulle linee urbane ed extraurbane delle province di Padova e Rovigo. 45 milioni di passeggeri su 27 milioni di chilometri di strade. Il bus appena distrutto dalle fiamme era uno di questi. La procura sta indagando sulle cause del rogo, ma tra i primi punti critici c'è l'età dei mezzi. Non solo in queste due province, ma in tutta la regione. Sostituire e scegliere il metanolo elettrico, comprare bus nuovi costa e molto. I fondi nazionali gestiti dalla regione ridistribuiti dalle province non bastano a svecchiare le flotte, insistono le aziende di trasporto. Bus Italia, ora nel mirino, parla dei 60 bus acquistati solo nel 2018. Sono 200 quelli datati, ribattono i sindacati. A Padova la provincia, pioniera in Veneto, ha bandito una gara pubblica per il servizio di trasporto dei prossimi 11 anni. Sul banco ci sono 432 milioni di euro. Potete pretendere lo svecchiamento dei mezzi o è tutto in autogestione delle aziende? Dobbiamo pretenderlo e dobbiamo pretenderlo con la gara. Noi dal prossimo anno con la nuova gara un mezzo non potrà essere in strada se ha 15 anni già di carriera. Altra questione è la formazione del personale, soprattutto gli autisti, assunti sia dalle aziende che in subappalto. Sul subappalto la responsabilità è dell'azienda che ha vinto la gara del subappalto, quindi... Ma fanno formazione? Alcune sì, alcune un po' meno, insomma. Spostiamoci adesso a Venezia. Banksy allontanato da San Marco come pittore abusivo. Il celebre street artist britannico stava montando una composizione sulle grandi navi. Il video girato dall'artista è postato sul suo profilo social. Chissà perché non mi hanno mai invitato alla Biennale, scrive in un post di accompagnamento al video lo stesso Banksy. L'artista britannico, nei panni di un anonimo pittore, era nei pressi di piazza San Marco con questi suoi quadri sulle grandi navi. Una pattuglia della polizia municipale lo ha allontanato in quanto sprovvisto di permesso. Andiamo avanti. Il maltempo di questa primavera, con temperature molto più basse della media del periodo, sta compromettendo l'apicoltura. Freddo e maltempo impediscono infatti alle api di portare il nettare negli alveari, pressoché azzerata sul Montello la produzione di miele d'acacia. Dario Giordo. Diceva Albert Einstein che se le api dovessero scomparire dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Non siamo ancora a questi livelli, ma la Coldiretti ha già lanciato un primo allarme. In questa stagione la produzione di miele è praticamente azzerata. Il fenomeno coinvolge anche il Veneto, soprattutto il raccolto di miele d'acacia. La produzione è a zero perché quando ha cominciato la fioritura dell'acacia ha cominciato a piovere e non ha più smesso. E la bassa temperatura, oltre alla pioggia, compromette il lavoro delle api. Le api a sotto i 12 gradi non lavorano. Comunque, se non c'è il profumo del fiore di acacia, non c'è nettare. Così un'azienda che in una stagione normale raccoglie fino a 180 quintali di miele d'acacia deve accontentarsi, se va bene, del 10% del totale. Non tutto però è perduto, fra 15 giorni comincerà la raccolta di miele di castagno e tiglio, ma se mancano le api non si farà nemmeno quella. Venendo meno la raccolta nettarifera, le api soffrono la fame e arrivano anche a consumare, disidratare le larve pur di sopravvivere, per cui compromettere in maniera importante la sopravvivenza della colonia. Oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Per capire i cambiamenti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, l'Università di Padova ha messo in campo ricercatori e studenti di biologia marina. A Chioggia c'è un punto privilegiato di osservazione e di ricerca scientifica. Maura Bertanzon e Paolo Colombatti. Quasi 80 anni di attività per la stazione idrobiologica di Chioggia, fondata dall'Università di Padova dal professor Umberto D'Ancona, che era uno zoologo. Cosa fate qui? Qui in stazione idrobiologica appunto da quasi 80 anni vengono svolte ricerche sull'ambiente della laguna, l'ambiente del mare, gli organismi che ci abitano, i cambiamenti in corso e anche attività di formazione, perché spesso vengono qui a lavorare studenti della laurea magistrale in biologia marina dell'Università di Padova. Quello che stiamo facendo qui adesso è monitorare quella che è la riproduzione del go nella laguna di Venezia, e quelli che abbiamo qui sono delle uova e stiamo misurando tutta una serie di parametri relativi a queste uova, quindi quanto schiudono, come schiudono, quanto grandi sono gli embrioni e le larve alla nascita, per vedere un po' qual è il successo riproduttivo di questa specie. Quindi anche di riflesso come sta l'ecosistema intorno. Esatto.
Non solo pesci o uccelli, qui alla stazione idrobiologica di Chioggia si studiano molti altri animali come i ricci di mare. Sono messi in delle vasche dove l'acqua di mare ha molta più anidride carbonica del solito, questo per una simulazione particolare. Quale? L'attività umana che aumenta i livelli di anidride carbonica in atmosfera e di conseguenza anche in acqua di mare. Gli animali che abitano l'acqua e vivono nei nostri mari e nei nostri oceani saranno in qualche modo impattati da questi cambiamenti nella chimica dell'acqua di mare. Ne soffrono quindi? Ne soffrono. Siete la vedetta sulla salute della laguna. Assolutamente, l'osservatorio della biodiversità. Calcio Serie B dopo il Cittadella sconfitto in casa ieri sera per 2-1 dal Benevento, seconda semifinale di andata con l'altra veneta in corsa. Alle 21 l'Hellas Verona ospita il Pescara. Nei pressi del Bentegodi tra la tifoseria c'è una rinnovata fiducia. Angelo Pangrazio. Al bar, all'ombra del Bentegodi, iniezione di speranza mentre incombe la partita. Dopo la vittoria contro il Perugia, i tifosi dell'Hellas guardano alle due sfide contro il Pescara, la prima stasera al Bentegodi, proiettando i propri sogni verso l'agognato ritorno nella massima serie. È quello che speriamo tutti qua a Verona, anche se io dico che la squadra adesso ci ha già tirato su di morale con le ultime partite. Si è vista già una cosa diversa e ci dà più fiducia anche nel futuro. Secondo me l'allenatore doveva essere cambiato prima. Si poteva sperare in qualcosa di meglio, magari evitando i playoff oppure passando per i playoff come prima squadra. Ecco. Adesso c'è un po' più di agonismo, un po' più di cattiveria e qualcosa ci ha dato anche noi come tifosi che abbiamo un po' risposto rispetto alle ultime prestazioni che abbiamo visto. Per iniettare una overdose di entusiasmo all'11 giallo-blu, sugli spalti ci saranno più di 10.000 supporter. I tifosi al seguito del Pescara sono poco più di 500. Nei due match al Verona serve almeno una vittoria. Con 2 pareggi passerebbe il turno il Pescara di Beppi Pillon. Se qua andiamo in Serie A, qua 15.000 abbonati li fanno subito, perché adesso c'è un po' di maretta, diremo così, ma basta un niente perché sono lì, soffrono di più a star fuori dallo stadio che andare dentro. Pertanto la passione questa è fuori in discussione, è un patrimonio della città. Ancora a calcio, Sergio Pellissier, l'ormai storico capitano del Chievo che ha appena abbandonato i campi di gioco, sarà il nuovo direttore sportivo del Chievo. Sostituirà Giancarlo Romairone che ricopriva l'incarico dalla stagione 2017-2018. La ristrutturazione del Chievo dopo la retrocessione in Serie B parte quindi da una delle sue bandiere. Andiamo avanti, a oltre 40 anni dal primo concerto di musica pop all'Arena, al cantautore Angelo Branduardi, che di quell'evento fu protagonista, Verona ha assegnato la prima edizione del premio Verona Outside the Wall. Vediamo. È venuto il corvo di mare a predirmi la sorte di fortuna. 15 settembre 1978, la notte del primo concerto di musica pop nell'anfiteatro areniano. 41 anni dopo, Angelo Branduardi è tornato a Verona per ricevere il premio della prima edizione del Verona Outside the Wall. Il premio, attribuito anche alla memoria di Francesco Di Giacomo, storica voce del Banco del Mutuo Soccorso, viene concesso agli artisti della musica popolare che hanno valorizzato l'immagine di Verona al di fuori delle mura celebrate da Shakespeare. Hanno aperto la strada a una stagione che dura ancora adesso, molto fiorente e molto importante anche culturalmente, artisticamente, insomma. Prima della consegna del premio, Branduardi e Antonella Caspoli, moglie di Di Giacomo, sono stati ricevuti a Palazzo Barbieri. Davide Zard riuscì a ottenere per noi l'arena e fu organizzato un charter per me e per il banco di giornalisti da vari paesi europei. E io che ho fatto una lunga gavetta in Italia, non ne ho fatta all'estero. Il giorno dopo ero numero 1. For 2 farthings, my father bought me a little white mouse. E con questo è tutto, noi ci rivediamo a 00:10 per la terza edizione, grazie per averci seguito e buona serata.